Il gas e dopo lui dormire, qualcosa non lo sai, perché ha messo gas tanto già. Quindi si sentiva nell'aria l'odore di Sì, gas. aria sì, 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 è tanto. L'aria era diventata malsana in via Villa Laura, Ponte Vigo d'Arzere. Proprio qui si è consumata una tragedia silenziosa. Non si è infatti accorto di nulla, è morto nel sonno, ucciso dal monossido di carbonio sprigionato nell'appartamento che viveva con altri connazionali. Magnus Amandiogu Ineaku, 50 anni di origine nordafricana, in Italia da oltre 20 anni, è morto ucciso dal killer silenzioso che non gli ha lasciato scampo. Tutto sarebbe nato, secondo le prime ricostruzioni, da una stufetta che usava per riscaldarsi assieme agli inquilini. L'allarme è scattato poco dopo le 20, quando un connazionale, rientrando, ha trovato l'aria irrespirabile e 2 uomini immobili a letto. Uscito in strada, ha chiesto aiuto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri. I pompieri hanno forzato l'ingresso, aerato i locali e portato all'esterno i 2 uomini. Per il 50enne libero professionista che lascia 6 figli non c'era già più nulla da fare. Resta in condizioni gravissime il collega intossicato, un 54enne anche lui di origine nordafricana, trasportato d'urgenza in ospedale, dove resta ricoverato in terapia intensiva. Saranno cruciali le prossime ore per capire quali conseguenze ha avuto l'ipossia e l'avvelenamento da monossino del sangue.